Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo video di Economia Pop. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per i preziosi consigli che mi avete dato, quindi sbottonerò il primo bottone. Quest'oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a parlare di affari in famiglia. Ho già parlato del banco dei pugni e quindi di tutto quello che riguarda i banchi dei pegni. Potete trovare il video qui nella scheda che penso sia di qua, sì? Sono specchiato? Sì, ok. Però c'è della roba interessante da dire, quindi seguitemi fino alla fine. Qual è la differenza principale tra il banco dei pugni e affari in famiglia? La location, sostanzialmente. Il banco dei pugni è ambientato a Detroit, sulla 8 Mile mi sembra, una zona molto povera degli Stati Uniti, mentre affari in famiglia è ambientato a Las Vegas, il cuore pulsante dell'economia. Il protagonista indiscusso di questa serie TV è ovviamente Rick, il proprietario del locale. Lo conoscerete quasi sicuramente perché almeno una volta nella vita avete sentito dire «Non so Rick, per me è falso». Non lo so Rick, mi sembra falso. Non è questa però la frase che ha dato un senso alla creazione di questo video. Ci arriveremo più avanti. Partiamo innanzitutto da capire la differenza del target dei due negozi. Quindi il cliente tipo del banco dei pugni è una persona molto povera, di periferia, che quindi vorrà verosimilmente chiedere un prestito. Nel banco dei pegni di ricchi invece vengono persone benestanti che quindi saranno più propense a vendere la propria merce. Nelle puntate infatti non abbiamo visto quasi mai persone impegnare oggetti nel banco dei pegni di Rick. Si riesce a capire bene quanto sono benestanti i clienti di quest'ultimo dagli oggetti che portano. Infatti non è raro vedere cimeli storici, foto antiche, qualsiasi tipo di cosa preziosa. Invece nel banco dei pugni i clienti portano molto spesso oggetti di uso comune o elettrodomestici. Quindi abbiamo già capito che in questi due esercizi commerciali ci sono due target diversi e trattano proprio oggettistiche diverse. Da una parte collezionisti che portano oggetti di valore, dall'altra persone in difficoltà che portano ciò che possono. Quindi ora torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. C'è una frase in particolare che Rick ripete quasi in tutte le puntate e che è molto interessante da analizzare. È per quello che sto facendo questo video. La frase è: mi costerà molto tenerlo in magazzino, avrò difficoltà a venderlo. Per trovare un acquirente ci avrei perso un sacco di tempo. Sarebbe stata più la spesa che l'impresa. Questa frase non è detta né a caso né per abbindolare un po' i clienti e riuscire ad abbassare il prezzo. È una frase molto importante. Tenere un oggetto nel magazzino o nel negozio costa. Prima di tutto costa perché se quell'oggetto non lo devi vendere per un lungo tempo è molto probabile che tu ci debba fare manutenzione, quindi un costo ulteriore. Quello principale però è il costo proprio di tenere fisicamente l'oggetto nel magazzino, perché ragioniamoci, tu hai un magazzino con uno spazio limitato. Quindi se devi tenere un oggetto, magari anche molto ingombrante, per un sacco di tempo, avrai dello spazio occupato che non potrai utilizzare in maniera diversa. Questo stesso oggetto, se non lo tieni in magazzino ma lo tieni in negozio, potrebbe togliere visibilità e spazio ad altri articoli. Facciamo un esempio pratico. Io compro una Ferrari da 200.000 euro e non riesco a venderla per 10 anni. A questo punto, per tutti i 10 anni, io devo fare manutenzione a questa Ferrari e non solo. Io per 10 anni ho 200.000 euro in meno che avrei potuto investire in qualsiasi altra cosa che mi avrebbe potuto fruttare dei soldi. Quindi ho sostanzialmente fatto un pessimo affare, perché se per 10 anni non riesco a venderla e mi è costato 200.000 euro, io in questi 10 anni con questi 200.000 euro avrei potuto fare un sacco di soldi. Per questo Rick, quando vede un oggetto di valore che però difficilmente vendibile, sta su un prezzo molto basso perché ci metterà molti anni per comprarlo e gli occuperà molto spazio in magazzino, quindi deve coprire questi costi. Anche perché se va a spendere un sacco di soldi per un oggetto che poi difficilmente venderà, ha meno soldi per comprare altri oggetti che magari gli avrebbero potuto fruttare in meno tempo più soldi. Bene, quindi abbiamo imparato che fare un investimento che mi tiene fermi dei soldi per tanti anni probabilmente di solito non è la scelta giusta. Bene, questo era più o meno il ragionamento che mi interessava fare, un po' il parallelismo tra il banco dei pugni e affari in famiglia. Le serie TV sono molto belle, guardatele. La mia preferita dei due comunque è il banco dei pugni, quindi per questo ho trattato prima quella. Fatemi sapere invece nei commenti voi quale delle due preferite. Bene, penso che anche per questo video sia tutto. Commentate, lasciate like, la campanellina, le condivisioni, c'è un sacco di roba da fare. Fatela tutta quanta, guardate il video nella scheda qui in alto, se mi sono ricordato di lasciarvela ovviamente. E niente, per questo video è tutto, ciao!